Benvenuti a una nuova puntata di Un Quarto d'Ora con, il format di Radio Adige TV e Daily Verona. Un quarto d'ora con, oggi abbiamo qui il consigliere regionale Marco Andreoli. Un caro saluto a tutti e grazie. E ovviamente c'è sempre con noi anche il direttore di Verona Network, Matteo Scolari. Ben ritrovato Alessandro e benvenuto al consigliere Andreoli. Partiamo subito con un bilancio di questa legislatura che si sta chiudendo in Regione Veneto. Andreoli, come sono stati questi quasi 5 anni in Regione dal suo punto di vista? Allora, per me è stata la prima esperienza, quindi non ho da fare un raffronto con esperienze precedenti. Da quello che mi dicono anche i miei colleghi è stata una legislatura un po' atipica, perché i numeri plebiscitari che ha avuto il presidente Zaia ha permesso veramente di avere una maggioranza schiacciante in Consiglio e quindi tanti provvedimenti sono arrivati a pioggia senza che ci fosse magari come in passato e come forse tornerà ad esserci in futuro un grandissimo lavoro di mediazione. Si è andati anche molto veloci, credo, a fare le cose. Non ho la statistica finale anche perché deve ancora finire la legislatura, ma penso che saremo quella che avrà fatto più provvedimenti in assoluto nella storia, e proprio anche grazie a questa velocità che ci è stata permessa dai numeri, senz'altro. La figura di Zaia l'ha citato, una figura che ha segnato nel bene e nel male un'epoca della Regione Veneto. Ora si sta chiudendo 15 anni di Zaia. Cosa è cambiato in Veneto o cosa non è cambiato con questa figura al vertice? Allora sì, Zaia ha fatto la storia, ha fatto un pezzo di storia di questa regione che rimarrà, perché un consenso nel popolo come l'ha avuto lui non l'ha avuto mai nessuno, e sarà anche molto difficile che lo possa riavere qualcun altro. Quindi io alla sua figura sono molto affezionato e sono il primo suo tifoso da adesso in poi, che non potrà più governare la nostra regione, però potrà e dovrà avere un ruolo di alto livello sicuramente, spero anche a livello nazionale, perché una risorsa come Zaia può fare del bene a tutti gli italiani, non solo al Veneto. Si parla di tante opzioni per lui, no? Si parla del Ministero del Turismo. Sarebbe una bella sfida quella lì, perché la Regione Veneto è prima in Italia per presenze turistiche. Alcune altre regioni dell'Italia non performano come potrebbero, e con una figura come lui sicuramente i numeri aumenterebbero. Quindi gli auguro veramente il meglio possibile per lui, ma anche per tutti noi. Senta, consigliere Andreoli, immagino che il collega Bonfante poi le chieda anche del suo passaggio recente a Fratelli d'Italia. Io le chiedo e anticipo, parlando di Zaia, come l'ha presa il presidente? Vi siete confrontati su questa scelta politica che ha fatto? Sì, io ovviamente ho parlato con lui diverso tempo prima, di fare poi questo passaggio. Ho trovato in lui una persona estremamente comprensiva, intelligente, ha capito il mio disagio, perché le situazioni che esistono nei partiti possono anche cambiare molto anche da una provincia all'altra, no? Quindi magari la situazione della Lega nella sua provincia, Treviso, è molto diversa da quella che può esserci a Verona. Quindi si è immedesimato un pochettino in me, in quello che gli ho detto. Io ho avuto un grande dispiacere a dovergli dare una notizia di questo tipo, però lui è stato molto signorile nei miei confronti, veramente di un'eleganza e una gentilezza che non dimenticherò mai. Quindi, e questo dimostra la caratura morale della persona, oltre all'amministratore eccellente che ha dimostrato di essere. Vi posso assicurare, chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo di persona, posso assicurarvi che personalmente è ancora meglio. L'hanno accusata però di opportunismo in questo passaggio verso Fratelli d'Italia, un partito chiaramente in crescita anche in Veneto, lo si è visto con i numeri delle ultime tornate elettorali. Cosa risponde a queste accuse e quali sono le sue motivazioni? Allora, cambiare un partito dopo 33 anni, perché io entro in Lega, tra virgolette, da bambino, 8 anni, quando mio padre nel 92 cominciò a portarmi in sede a Pontida, eccetera, eccetera. 2 anni dopo diventò senatore, quindi in famiglia siamo sempre stati lì. Faccio questo cambio, quindi non certamente a cuor leggero. C'è una storia di una vita intera dentro, quindi parlare di opportunismo mi sembra un po' esagerato, anche se posso comprendere che qualcuno deve dire. Però è anche vero che è un partito che è cambiato moltissimo negli anni. La Lega oggi
non è lo stesso partito che era qualche anno fa, senza stare qui a dilungarmi troppo nello spiegare il perché. Quindi io per tutta una serie di motivi non mi sentivo più a casa, non mi sentivo più a mio agio, anche se quelle poche parole che ho detto e che continuo a ripetere, che io ho solo da esprimere una gratitudine immensa per il movimento, perché come quando finisce un amore, un matrimonio, non bisogna parlare male dell'ex coniuge, no? Perché gli anni belli si ricordano con affetto, non si buttano via. Io ho un'infinità di amicizie che ho mantenuto e che voglio mantenere, quindi auguro alla Lega ogni fortuna possibile. Ringrazio Fratelli d'Italia, d'altro canto, per avermi accolto nella sua famiglia. Non era scontato, questo mi rende sicuramente orgoglioso e consapevole che ne deriva anche una certa responsabilità. Forse la distanza più grande al momento fra Lega e Fratelli d'Italia, anche a livello nazionale, è sul tema dell'autonomia. Un'autonomia che è stata la bandiera ovviamente di Zaia, la bandiera della Lega, un'autonomia che però forse esce azzoppata già all'inizio. Cosa ne pensa del percorso istituzionale che ha fatto l'autonomia differenziata? Ma è un percorso che è iniziato da non molto tempo e si sapeva che sarebbe stata un'evoluzione graduale, ecco, che le materie non sarebbero passate tutte 23 in un sol boccone, ecco, come si dice. E peraltro il governo anche in queste ultime settimane o mesi sta affrontando tantissime questioni importanti e anche quello che sarà del futuro della nostra regione. Quindi so che ci sono delle idee su quali materie potranno passare a livello regionale per prime. Innanzitutto quelle territoriali, fortemente legate alla natura dei territori, per esempio la protezione civile, ma io aggiungerei anche la caccia e la pesca, perché le regioni italiane tra loro sono molto diverse, hanno problemi diversi e quindi chi meglio delle regioni, con consiglieri che, correndo con le preferenze, battono comune per comune tutte le province, chi meglio delle regioni può gestire queste materie prettamente territoriali. Ne arriveranno credo delle altre, sarà un passaggio graduale. Io posso dire che in Fratelli d'Italia, almeno a livello veneto, respiro un senso, una voglia di autonomia non inferiore a quello che c'era in Lega, nonostante ovviamente per la Lega sia una bandiera, e per Fratelli d'Italia ci sono anche altri temi, però comunque la legge è arrivata con questo governo, col governo Meloni, che se fosse stata contraria, ecco, non l'avrebbe portata in fondo, quindi sicuramente ci vorrà un po' di pazienza e vedremo chi sarà il futuro presidente, ma sono sicuro che sarà un presidente che continuerà su questa strada. Cosa le chiedono i cittadini quando la incontrano? I consiglieri regionali sono quelli che fanno un po' appunto da legame verso Venezia, il governo regionale. Su certi temi la politica più locale fa fatica, invece quella regionale può incidere. Quali sono i temi su cui i cittadini hanno bisogno di aiuto? Sono diversi, però forse il primo che mi viene in mente è la sanità, le liste d'attesa. Quando una persona deve prenotare una visita, vedete anche voi che purtroppo viene fissata molti mesi, ecco, in avanti, e questo è un disagio per molte famiglie che vivono magari un dramma familiare legato alla salute. Questo è il grandissimo lavoro che andrà fatto. Ci sono problemi cronici che facciamo fatica noi a toccare, perché la mancanza di medici è numerica, è dimostrata, e quindi questo è il primo problema. Qualcosa si potrà fare di più, senz'altro, perché bisogna portare la tecnologia prepotentemente nella sanità, soprattutto nella medicina del territorio. Pensiamo all'intelligenza artificiale, la diagnostica a distanza, telemedicina. Ecco, i paesi più evoluti di noi dal punto di vista sanitario già applicano questi meccanismi, questi dispositivi, questi device da tempo, e quindi curano e seguono il paziente a casa. C'è quindi molto meno bisogno di intasare anche il pronto soccorso, perché abbiamo tantissimi accessi al pronto soccorso in Veneto che sono codici bianchi e verdi, una stragrande maggioranza, direi 3/4 se non sbaglio. Quindi c'è da lavorare da quel punto di vista lì, perché svuotando un po' gli ospedali, perché hai seguito meglio le persone a casa, allora forse si andrà più veloci con le prestazioni ospedaliere. Ecco, la tecnologia può aiutare, bisogna avere coraggio da adesso in avanti di farla entrare. A proposito di tecnologia applicata però in un altro settore, lei è presidente della terza commissione, si occupa di agricoltura.
questo settore è ancora così importante per la nostra regione, anche considerando che sta evolvendo in meglio. A Verona abbiamo anche una manifestazione fieristica che parla delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale applicata all'agricoltura. Ecco, su questo fronte possiamo dire ancora tanto come regione. Come regione senz'altro sì, e io direi anche come provincia. E qua veramente sventolo la bandiera veronese, perché la nostra provincia è la prima in Italia sotto tantissimi indicatori, ma soprattutto quello più importante, che è il PLV, il prodotto lordo vendibile, cioè l'export, il valore economico delle nostre produzioni agricole. Primi in Italia. Questo significa veramente che avrà un grande futuro ancora. L'agricoltura deve averlo, perché è il settore più importante, non sto qua a spiegare perché, ma mi sembra ovvio, e la tecnologia è già arrivata e entrerà ulteriormente con altre innovazioni. Questa cosa ho notato che ha avvicinato, e lo si vede nei numeri, ancora di più i giovani a questo mondo e ancora di più le donne, perché le donne che si impegnano in agricoltura hanno una crescita, un aumento in doppia cifra percentuale di anno in anno. Questo, ma non di poco, ecco, 33% sull'anno precedente, ecco, quindi molto più che la doppia cifra, perché è un lavoro che può essere fatto in condizioni un attimino meno faticose, un po' più confortevoli, ecco, quindi anche, insomma, se siete saliti sul moderno trattore oggi, ecco, c'è la guida, ecco, assistita, è tutto computerizzato, ecco, il tracciamento della rotta del lavoro che fa la macchina, aria condizionata, cioè ci sono tutti i comfort possibili, quindi rispetto al passato possono fare questo lavoro anche persone che non avremmo mai detto, ecco, quindi questa è una bellissima cosa, secondo me. Andiamo verso la chiusura, una battuta veloce. Verona, dimenticata, lasciata in un angolo in Veneto, è un luogo comune o c'è del fondo di realtà? C'è del fondo di realtà, purtroppo, e io in questi anni mi sono interrogato anche sul perché, e se devo dire alcune delle motivazioni me ne vengono in mente soprattutto due. Che in primis non c'è un grandissimo interesse da parte di noi veronesi, noi cittadini veronesi, su quelle che sono le vicende politiche amministrative della nostra regione, perché ecco, voi siete editori e conoscete benissimo il Gazzettino è il cosiddetto giornale del Veneto, perché parla con molte pagine ogni giorno della politica regionale, di quello che succede a Venezia. Esce in tutte le province tranne una, che è Verona. E perché non esce? Non esce più perché tanti anni fa ci avevano provato, ma è un giornale che non veniva acquistato. Noi compriamo l'Arena, compriamo i giornali locali, seguiamo i nostri, seguiamo voi, ma sì, quello che succede a Venezia nei numeri è stato dimostrato che veniva seguito meno. E poi un altro grande problema, secondo me, è il fatto che quando si apre un bando per l'assunzione di personale negli uffici regionali di qualunque tipo, partecipano pochissimi veronesi, o quasi nessuno, mi viene da dire. Perché? Perché c'è una distanza oggettiva, perché se una persona ha il mutuo della casa, ha la moglie che ha il lavoro vicino, i figli che vanno a scuola, ha tutta una serie di radici, eccetera, prima di scegliersi un lavoro a un'ora e mezza, 2 di distanza, che non ti viene poi rimborsato, ecco, il costo della trasferta quotidiana, uno si guarda attorno e vede se c'è qualcosa di più vicino. Quindi partecipano magari veneziani, padovani, trevigiani, qualche vicentino, ma veronesi io negli uffici regionali in questi anni non ne ho conosciuti. So che ce n'è qualcuno, ma non l'ho conosciuto, ecco. E quindi c'è poca conoscenza del territorio, no? Delle problematiche, dei comuni. Quando vai a parlare non sanno neanche magari di cosa gli stai parlando. Manca anche questa cosa qua. E a proposito di veronesità, se non per questo giro, magari per il prossimo, si augura che possa tornare un presidente regionale veronese. Ne abbiamo avuto uno solo, l'abbiamo ricordato tante volte, Tomelleri nel 70, e da allora più nessun veronese. Anche questo, insomma, fa pensare, no? Nel senso che comunque è vero che ci sono state tante legislature lunghe, Zaia, ricordo 15 anni, però voglio dire, potrebbe essere interessante per spostare il baricentro un po'. Certo, questo sarebbe l'auspicio di tutti noi veronesi, perché effettivamente è passato un sacco di tempo dalla prima e ultima volta che abbiamo avuto un presidente noi. Però effettivamente ci vuole anche una congiunzione di fattori favorevoli, la persona giusta nel partito giusto, nel momento giusto, perché con Galan e Zaia ci sono stati già 30 anni coperti e quindi non è facile, ecco. Forse non succederà neanche questa volta, e quello che posso dire è magari possiamo compensare
con degli assessorati importanti, con un lavoro sul territorio per materia, ecco. Però sì, la speranza è che mi piacerebbe anche a me vedere il presidente veronese in futuro. Per salutarci, tolta la politica, tolto il lavoro, cosa fa nel suo tempo libero? Nel mio tempo libero lavoro quasi esclusivamente perché sono ingegnere e quindi ingegnere edile. Ho uno studio tecnico dove ancora faccio diverse cose, dalla progettazione antincendio fondamentalmente, e anche amministrazioni condominiali, che è iniziato per gioco, è diventato un bel affare anche quello, e poi da qualche settimana ho costituito un'impresa di costruzioni al 50%, che era uno dei miei sogni, perché chi ha studiato quello che ho studiato io vuole andare a finire lì, quindi vedremo in futuro come andranno le cose. Penso che ci sia tanto lavoro da fare a livello edilizio, di riqualificazione. Abbiamo un'età media dei fabbricati in Italia, anche a Verona, molto alta, e ci sono sempre meno operatori, sempre meno persone che si adoperano in questo settore. Quindi ho visto un'opportunità e vedremo, insomma. Io al mio lavoro ci tengo, la politica ha la precedenza su tutto perché è una missione, è una passione, però mi tengo impegnato anche fuori. Allora grazie al consigliere Marco Andreoli per essere stato con noi. Grazie a voi dell'invito, è stato un piacere, un caro saluto. Grazie come sempre al direttore Matteo Scolari. Grazie anche al consigliere per aver accettato il nostro invito. E si chiude questa puntata, continuate a seguirci sui nostri canali Radio Adige TV, Daily Verona e tutti i canali Verona Network. Buon proseguimento.